proprio perché abbiamo toccato quel tema per il quale siamo finiti sui giornali come gli amici delle persone che sono corrotte, che è cosa che è più lontana di quanto ci potrebbe invece identificare per le numerose battaglie che abbiamo fatto fin da giovani. La relazione dell'abuso d'ufficio dà proprio voce a quelle che sono le istanze che vengono dal basso, in particolar modo dei sindaci. Fratelli d'Italia aveva ben compreso che abusare del proprio ufficio voleva dire niente, era di fatto una norma in bianco lasciata in mano a chi doveva fare le indagini, ed è per questo che quindi, essendo vicino agli amministratori locali, che ripeto lo fanno solo per spirito di sacrificio del proprio lavoro come sindaci, abbiamo voluto a questo tavolo 2 sindaci proprio per parlarci di quelli che possono essere i rischi e per avere la loro opinione su quello che è in oggi la proposta del ministro Nordio dell'abolizione dell'abuso d'ufficio. Quindi lascio la parola al sindaco Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora, che io vorrei iniziare leggendovi un attimino che cos'era l'abuso d'ufficio, perché senza andare troppo nel tecnico, secondo me leggendo che cosa prevede la norma si capisce perché ci sono tutte queste soluzioni, ci sono tutte queste archiviazioni e soluzioni. L'articolo 323 dice così: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per abuso d'ufficio si intende quella condotta penalmente rilevante commessa dal pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Anche chi non è tecnico, sentendo l'articolo 323 ci capisce poco, ovvero non c'è una condotta specifica descritta che vada a dire che cos'è l'abuso d'ufficio, e questo è il limite di questa norma, che si vede effettivamente con tutte queste archiviazioni e comunque pochissime condanne di abuso d'ufficio si sono riuscite a realizzare, perché è troppo generico, non descrive una fattispecie specifica. Quindi cosa succede? In molti casi questa normativa viene utilizzata per colpire qualcuno, non c'è da scandalizzarsi. Nelle opposizioni più afferrate viene utilizzata per colpire il sindaco di turno, perché ad esempio ha la firma del procedimento, perché ad esempio per non bloccare la macchina amministrativa ha deciso di firmare su temi che non conosce, perché io posso farvi l'esempio di un piccolo comune come può essere Molini di Triora. Fino a prima che io diventassi sindaco, il sindaco precedente era responsabile dei servizi finanziari ed era responsabile dell'ufficio tecnico. Era un geometra che nulla poteva sapere di finanziaria. Ora, è normale che firmando un provvedimento finanziario lui cosa faceva? Semplicemente si fidava ciecamente di chi gli preparava l'atto. E capite che se non l'avesse fatto, perché magari in quel momento non aveva un dipendente, perché abbiamo poi tutto il problema, magari i dipendenti sono a scavalco, sono in altri comuni, quindi non hanno la firma, ci sono molti motivi per cui nei piccoli comuni il sindaco debba firmare, ma deve firmare per non fermare tutto quanto, perché senza quella firma non si va avanti, non si paga, non si fanno i lavori e non si va avanti. Quindi tutte queste situazioni possono poi lasciare lo spazio a chi magari con un esposto fa un esposto nei confronti di un sindaco che si ritrova indagato per 6 mesi o più per una fattispecie che poi in linea di massima viene sempre archiviata. Io nella mia esperienza, proprio questo sindaco che firmava, l'ho visto indagato per più di 6 mesi per non aver richiesto in un procedimento di autorizzazione ambientale una valutazione di incidenza ambientale. Ora, vi sembra normale che un sindaco si debba fare 2 anni di indagini, finire sul giornale, come si diceva prima, su tutte le locandine di tutta la Riviera, perché
per ignoranza poi, o per essersi fidato, perché non ha chiesto una valutazione di incidenza ambientale. Cioè, noi non sto dicendo che è giusto, cioè noi siamo dalla parte degli onesti, noi siamo dalla parte di quelli che i sindaci lo fanno, come diceva Fabrizio, per amore del proprio paese, e non ne fanno un lavoro, assolutamente. Però bisogna anche capire che uno non può finire alla gogna perché si è dimenticato o non ha visto un procedimento o il suo sottoposto non gli ha suggerito di chiedere un parere piuttosto che un provvedimento obbligatorio, no? Queste sono le cose che fanno indignare i sindaci e il motivo per cui l'ANCI ha più volte sottolineato il problema di questo abuso d'ufficio. Vi faccio un altro esempio. Cosa porta l'abuso d'ufficio? L'abuso d'ufficio nei piccoli comuni porta a spendere un sacco di soldi. Perché? Perché chi si vuole tutelare deve necessariamente chiedere dei consigli esterni. Io faccio l'avvocato, non posso sapere di finanziario, di ufficio tecnico, io faccio altro. Come puoi fidarti ciecamente? In alcuni casi lo puoi fare, in altri è necessario chiedere un aiuto esterno. L'aiuto esterno sono costi. Io ho fatto, in 4 anni abbiamo fatto 4 concorsi pubblici. Io in ogni concorso pubblico ho preteso sempre una commissione esterna, ma non perché chissà che cosa c'è sotto il concorso pubblico, perché io abito in un paese dove siamo tutti parenti. Come avrei potuto io far fare il concorso pubblico senza una commissione esterna, dove nell'ultimo concorso 3 dei partecipanti erano miei parenti? Potevo cadere nell'abuso d'ufficio. Questo è l'esempio pratico perché questo è un po' il sunto di cosa ci succede a noi, no? Poi nei grandi comuni noi lo sentiamo un po' meno perché c'è il problema del blocco della firma, c'è il dirigente che si mette di traverso, non ti firma il provvedimento, si bloccano i lavori, cioè comunque crea problemi. Allora la soluzione non deve essere una normativa che contiene tutto, un grande contenitore che quando non sappiamo dove sbattere è un abuso d'ufficio. È giusto che i comportamenti penalmente rilevanti vengano perseguiti, ma con delle condotte specifiche. Assolutamente, uno non vuole eludere nulla, ma ci devono essere dei comportamenti specifici, ben descritti, che portino a quello che è giusto che la giustizia faccia. Non un grosso contenitore, quando non sappiamo cosa fare buttiamo tutti lì dentro. Questo è quello che mi viene da dire. Grazie per l'intervento e ti ringraziamo anche della testimonianza diretta che ci ha sicuramente spiegato per via e per segno quali sono in particolare i problemi per i piccoli comuni. E proprio perché noi abbiamo molta sensibilità verso questi temi, che all'interno della riforma Nordia viene previsto anche un diverso inquadramento del traffico di influenze, anche in quel caso lì viene specificata qual è la condotta penalmente rilevante, cioè del mediatore che va a fare per conto terzi il passaggino con la borsetta di denaro. Quello Fratelli d'Italia lo ritiene un reato e lo riterrà sempre. Come potrebbe non ritenerlo Fratelli d'Italia questo? Quindi è sempre quello che bisogna specificare, qual è la condotta penalmente rilevante. Lascio quindi la parola, anche per la testimonianza in questo senso, al sindaco di Riva Ligure, Dottor Giorgio. Grazie, ringrazio gli amici di Fratelli d'Italia per l'ospitalità. Questo significa anche innanzitutto attenzione per quelle persone che, pur essendo vicino al vostro mondo, perché non nego la mia appartenenza al centrodestra, non sono comunque ancora aderenti al partito, ma volete comunque in ogni caso sentirne la voce. Credo che altri in sala, ho visto delle facce amiche che addirittura credo che siano dalla parte completamente opposta a quella che oggi è qui rappresentata. Questo significa che c'è molto interesse su questa riforma. Parliamo di fare il sindaco. Prima in ascensore salivo con un'amica che mi diceva: ma ti sei preparato l'intervento? No, non me lo sono preparato, quindi andrò assolutamente a braccio, partendo da un'esperienza che è quella che si ha quando, colpiti da un'alluvione, si trova sul ponte del torrente Argentina in località Prato, dove grazie a Dio proprio ieri abbiamo portato a casa l'ultimo finanziamento dalla Regione Liguria che ci permetterà di fare la messa in sicurezza definitiva da 16.200.000 euro. Per dire che in quel momento lì, parafrasando quel film da ragazzi, metti la firma, non metti la firma, metti la firma, non metti la firma, cioè non si può vivere con il pathos di mettere la firma,
Noi sindaci abbiamo delle responsabilità e in quel momento, nel momento in cui espletiamo il nostro ruolo, dobbiamo far sì che quelle responsabilità non possano implicare, laddove non c'è ovviamente dolo e malafede, una conseguenza di natura penale. Questo lo dico perché spesso e volentieri si crede che i sindaci godano dell'abolizione dell'abuso d'ufficio perché si credano dei supereroi, oppure, ancora peggio, passa il messaggio che vogliono essere degli impuniti. Dovessi sbagliare, io devo pagare il doppio, perché non solo ho dato un cattivo esempio alla mia cittadinanza, ma ho tradito la loro fiducia. Quindi qui, quando si parla di abolizione dell'abuso d'ufficio, non si parla di impunità, non si parla di avere dei vantaggi, non si parla di avere dei favoritismi, si parla semplicemente di poter fare serenamente il proprio lavoro da sindaco. Leggevo l'altro giorno il presidente Lanci De Caro, Partito Democratico, diceva testualmente: ho preso un rinvio a giudizio per abuso d'ufficio, ho pensato al suicidio. Ora, non mi pare che il presidente De Caro, che è anche il presidente dell'ANCI e quindi rappresenta tutti noi sindaci, possa essere una testimonianza di una persona di destra o di centrodestra che sia. Quindi vuol dire che è un tema sentito da tutti, è un tema che colpisce tutti gli amministratori locali, è un tema soprattutto che in questa fase, dopo la riforma del 2020 che aveva già comunque in qualche modo rivisto l'abuso d'ufficio, ma in qualche modo o abrogato o circoscritto, o dati dei confini precisi nei quali muoversi, altrimenti i sindaci saranno sempre ostaggio delle loro paure. Poi personalmente io non sono uno di quelli che ha paura, non sono uno di quelli che ha paura semplicemente perché credo di fare le cose in buona fede, e quando uno lo fa per 900, almeno mi attacco al discorso dei folli, 947 euro netti in busta al mese, almeno sfatiamo anche il mito grillino che la casta composta dagli amministratori locali possa in qualche modo portare dei malefici alle casse dello Stato. 947 euro in busta al mese. Quindi bisogna avere l'innocenza intellettuale di dire che questa giustizia non è una giustizia di parte, è una riforma di parte. Questa riforma è una riforma che vuol far bene a tutti i cittadini italiani. In questo io do ragione all'avvocato Rovere, che non è che il sindaco sia diverso dal fruttivendolo, traducevo il fruttivendolo da un altro lavoratore. Davanti alla legge siamo tutti uguali, però c'è sempre un però, ovvero dobbiamo essere tutti consapevoli dei nostri diritti e doveri, ma al tempo stesso non dobbiamo finire in quel populismo giustizialista che ci impedisce di fare le cose che vanno fatte per il bene della comunità. E qui chiudo con un'ultima cosa. Spesso e volentieri, soprattutto chi come me, Emanuela, ricopre incarichi di vertice in una pubblica amministrazione, soprattutto quelle più piccole, ha ragione Emanuela, perché quelle più piccole, a differenza di quelle grandi che sono più faraginose, hanno i dirigenti che mettono 1000 firme e tutto, e comunque questi provvedimenti arrivano già scremati da 740.000 occhi, perché poi i nostri comuni invece forse tante volte il sindaco deve andare a fare anche le fotocopie, perché non dimentichiamoci mai che ci sono comuni con delle strutture importanti e comuni più piccoli dove il sindaco fa anche il cantoniere, fa quasi tutto. Ecco, non dobbiamo far passare il messaggio per cui l'abuso d'ufficio diventa l'abuso di ruolo. Io a quel gioco lì non ci passo. Io il sindaco lo voglio continuare a fare con tutti gli strumenti a mia disposizione, senza avere alcun tipo di paura, basandomi solo su una cosa, sul fatto che se domani mattina dovessi sbagliare, come ho detto prima, pago il doppio degli altri, ma altrimenti continuerò a prendere i provvedimenti che devo prendere, quando c'è da evacuare delle case lo farò, perché questo è il dovere che ci hanno dato i cittadini. Con questo ringrazio nuovamente dell'invito. Gianni, permettimi in ultimo di ringraziare proprio te. In queste ultime settimane ci siamo confrontati sul discorso relativo al bullismo, comunque agli atteggiamenti di prepotenza, mi ha dato l'opportunità di spiegare qual è stato il nostro provvedimento pilota che in qualche modo ha cercato di circoscrivere questo fenomeno. Bravissimo. Ecco, anche quello potrebbe sembrare abuso di potere. Abbiamo fatto un regolamento in Consiglio Comunale, abbiamo avuto un funzionario che ha espresso il suo parere favorevole, l'abbiamo condiviso con chi lo dovevamo condividere, quindi con
forze dell'ordine piuttosto che con la dirigente scolastica. Da lì è uscito un provvedimento che dal 1° di gennaio del 2024 sarà efficace, perché nel frattempo faremo una campagna di sensibilizzazione sul tema che permetta finalmente a determinati ragazzi di poter vivere serenamente, dico una banalità, il proprio trasporto scolastico nel mentre che vanno da scuola a casa propria. Quindi con questo volevo semplicemente ringraziare tutti voi per l'attenzione e Gianni per l'attenzione anche comunque sempre per le tematiche, per ciò che succede sul territorio nel suo ruolo di senatore della Repubblica.